78-year-old Concetta lives in Adrano on the southwestern slopes of Mount Etna in Sicily. And before we begin her story, please support the work of Pasta Grannies by becoming a member of the Pasta Grannies YouTube channel. Concetta was nominated to appear on Pasta Grannies by her daughter Melissa, who is a fan of the channel. She's keen on her garden and keeps chickens. The soils of Mount Etna are wonderful for growing vegetables, and buying them is a daily shop to pick the best. The local cauliflower is purple and is called bastardo. At this time of year in early spring, the vegetable shops are full of these cauliflowers. E voilà, grazie. Ora mi servono pure I carciofi. Along with artichokes and cardoncelli mushrooms, which are king oyster mushrooms. Ok. Melissa, her two sisters and their husbands have all come along to watch the session. Buonasera, io sono la signora di Guardia Concetta, abito a Adrano e devo fare delle conserve che per me sono buonissime, antiche, ci piacciono a tutti quanti, alle mie figlie. Spero che anche a voi vi piacciono. Concetta is sharing her method for preserving this abundance in olive oil, or sott'olio in Italian. Allora, io metto 1 litro di acqua e un bel bicchiere di aceto. Allora io ne metto pochino perché a me non piace tanto, ma se ne volete mettere di più lo mettete. Io assaggio l'acqua, no? Se vedo che è buona, se no aggiungo ancora un pochino, ma un bicchiere va benissimo, va bene? The vegetables have to be cooked in acidulated water. Concetta says to allow around 100 ml of white wine vinegar for every litre of water. While this comes to the simmer, Concetta preps the vegetables. Ora aspettiamo che bolle e poi ci buttiamo le verdure, ok? Allora, io ho preso una bacinello con l'acqua, però per fare I carciofi ci vuole l'acqua con il limone, perché I carciofi sappiamo che diventano neri. Prendiamo il limone. She acidulates a bowl of water, this time with lemon juice. Tolgo questi qua che non si buttano perché sono buonissime. Concetta cuts the cauliflower into florets, dumping them into the lemony water to stop them from discolouring. Tantissimo, tutti quanti. Anche le nipote. Sì. Fanno tutto. Devo vedere com'è di aceto, perché in genere non sempre l'aceto è sempre forte come dovrebbe. Se è lentino o è io, vediamo, l'assaggio. Concetta checks the acidity of the cooking water. Perfetto, buono. It's okay, so she just adds a generous tablespoon of salt. Ora mettiamo il cavolfiore. She heaps the cauliflower florets into the saucepan. Quanto devono stare lì a cucinare, a cuocere? Allora, dipende dal cavolfiore, no? Questi nostri che sono teneri ci bastano 4 minuti, 5 minuti. Va bene, se sono durette allora di più, ma io le tengo sui 4-5 minuti. The florets should not be submerged in water and need stirring regularly. Questo sono I carciofi, lo sappiamo, no? While the cauliflower simmers, Concetta prepares the artichokes. Io faccio così. Togliamo il tronco, ma non lo buttiamo, perché non si butta niente. She strips the outer leaves and removes the stalk. This is in fact edible if it's not too tough and stringy. Once Concetta reaches the tender yellow inner leaves, she cuts the pointed tips off. She trims the base and quarters the artichoke before dropping the pieces into more lemony water. Concetta checks the cauliflower and drains it thoroughly. It needs to be completely cold before the next step. Ora questi li lasciamo raffreddare per bene e poi li mettiamo in un barattolo con una retina con l'olio e possono stare in eterno perché sono duri e buoni, ve lo dico io, che l'ho fatte sempre da una vita.
Back in the dining room, the daughters have prepared another lemon bowl and they have put the inner leaves into this. Allora, in questa ciotola quindi abbiamo il cuore di carciofo che sarà la nostra conserva, mentre in quest'altra ciotola abbiamo la parte più vicina al cuore di carciofo e che si può consumare benissimo e si fanno bollire in acqua e aceto con un po' di sale, si scolano e si mangiano così, sono buonissimi e si possono mangiare anche crudi senza bollirli. Con l'acqua che faccio il cuore di carciofo e faccio anche foglio, così non perdo né acqua né nemmeno aceto. Perché dobbiamo sgavetare? Sono tardi. If the choke has developed, this needs removing before dropping them into the water. Ok, allora prendiamo i carciofini e li buttiamo nell'acqua con l'aceto. Concetta has prepared another pan of vinegar water, into which the artichokes are dumped. Again, they're cooked for another 4 to 5 minutes. Mother and daughter check the pieces are cooked. Io lo lascerei ancora un secondo. Concetta drains them. L'hai visto? Sono buone. Guarda come sono belli. And then leaves them to cool. These meaty, flavourful cardoncelli mushrooms are clean and only need a gentle wiping. Allora, come abbiamo detto, questi sono i funghi. Taglio un poco di gambo alla fine, perché è giusto, viene toccato di qua e di là. Poi questo lo faccio in 4. Va bene? She cuts off the stalks before quartering them and slices the caps. Ora dobbiamo mettere a bollire il solito 4-5 minuti, va bene? They receive the same simmering in vinegar water for another 4 to 5 minutes. The ladies also boil the inner artichoke leaves so we can experience what they're like prepared this way. E si usano, che non si butta niente. L'acqua è con l'aceto, quella che abbiamo usato per i carciofi. E la ricicliamo. E così non si butta niente. C'è il sale, già c'è di prima e ora queste si cuociono e stasera possiamo mangiarli tutti quanti assieme. Buonissimi. Anche in un aperitivo possono essere utilizzati. Questi sono i funghi che poi si devono mettere per 24 ore. Once they're drained, the mushrooms need careful drying. Ora le copriamo così e domani a quest'ora le mettiamo nei vasetti. Va bene? These are previously dried mushrooms. Concetta slices a very small amount of garlic over them. Garlic in fact ferments easily, so you may want to blanch it first. Abbondante di olio d'oliva nostro, non c'è né conservante né colorante. She crushes some oregano over everything. She spoons the mixture into already sterilised jars. She makes a layer on top with fresh bay leaves. In the days before plastic fermentation lids, cooks had to use a flat riverbed stone to keep the vegetables submerged. Concetta pours in enough olive oil to cover everything and then taps the jar to make sure there are no air bubbles. Quando poi finiscono i funghi io non lo butto perché è buonissimo e lo uso per insalata perché anzi fa odore di aceto, di aglio, lo uso per insalata. Sempre non si butta niente, ecco la solita storia.
She repeats the process with the cauliflower, but doesn't add any flavourings. This is in fact a personal choice, so you can add flavours if you wish. Then it's the turn of the artichokes to be conserved in the olive oil. Allora, dopo 4-5 giorni che sono chiuse le controllo e vedo se c'è l'olio o non c'è. Se c'è, naturalmente lo richiudo, se non c'è ne metto ancora un pochino, lo richiudo e dopo 1 mese, 2 mesi le posso mangiare. Va bene? Concetta checks the olive oil levels after a couple of days and tops it up to make sure all the vegetables stay covered in oil so fermentation doesn't occur. Voglio quello. Queste olive le ho raccolte io una a una a terra, erano di terra, sono buonissime. Vegetables prepared this way can be eaten as soon as you want, and you can continue to eat them for another 6 months or so. And this is what the vegetables look like as an antipasto. And the family soon devour it all, along with the vinegared inner artichoke leaves. Buon appetito tutti! We then had an arancini party, and you can watch that if you're a member of the Pasta Granny's YouTube channel. And come back next week for a Christmas special of Cappelletti.